Ci troviamo nello studio perché in laboratorio fa un pelo troppo freddo e qua ho il riscaldamento, quindi ci mettiamo qua belli comodi e facciamo questo unboxing. Come vi ho detto nel video della Proto Room, e se te lo sei perso te lo lascio qua in alto a destra, andiamo a vedere questa nuova macchina che completerà a 360 gradi l'allestimento di quella stanza. Come potete vedere è un pacco che mi è stato mandato dall'azienda Two Trees, che abbiamo già visto in passato perché ho recensito uno dei loro laser. Io dei laser a diodo, a meno che non siano cose veramente super mega particolari, non penso che ne vedrete altri, almeno che non siano, a parte robe vecchie che non so se a quest'ora ho già pubblicato o meno. Partiamo con l'unboxing di, signore e signori, abbiamo una CNC per i nostri prototipi. Questa qui è molto interessante perché al di là delle cinesate che avevo già visto, questa qua mi ha dato subito l'idea di robustezza, principalmente per la struttura, perché è fatta con profili di alluminio molto spessi e molto larghi, e soprattutto il sistema di trascinamento non è con le cinghie ma con la vite a ricircolo di sfera, e quindi mi è sembrata una bella tega. Oltre che l'area di lavoro è 46x46 con 8 cm di altezza, la struttura mi sembra anche fin troppo pesante e anche fin troppo grossa per il mandrino che ti danno. Infatti poi ho scoperto che si può montare anche un mandrino da 500 watt che ti forniscono sempre loro. Nessuno ti vieta, secondo me, di montare direttamente il rifilatore della Makita, Debalto, quello che volete, sopra questa macchina, ovviamente facendo i dovuti adattamenti. Non penso infatti di utilizzare questo mandrino, io punterò direttamente a uno da 500 watt. Ma non perdiamoci in altre chiacchiere, vediamo subito all'interno cosa troviamo. Il libretto di istruzioni, che è fondamentale, una paccottiglia infinita di cavi, cavetti, punte, vitine, un botto di roba che vediamo durante l'assemblaggio, sempre un pacco viti, il display touch molto interessante, una tavoletta di polipropilene, probabilmente sono come sample questi, ottimi occhiali protettivi che userò per questo unboxing pericolosissimo, lo stepper, abbiamo il motore, abbiamo l'alimentatore e abbiamo l'asse Z. Anche per dirvi, questo qua è il motore classico che troviamo, diciamo, anche sulle stampanti. Questo qua è quello che ti viene fornito, è decisamente molto più grande, anche per questo mi dà proprio senso di solidità. Non vedo l'ora di testarla. La nostra elettronica, tasto di accensione, tasto di emergenza e via. Ragazzi, che spessore, che grossezza, sono veramente contento perché in quella stanza l'unica cosa che mancava era proprio una CNC. L'altro profilo, 1, 2, 3, 4. Attenzione, abbiamo già il pannello martire tutto forato con gli inserti filettati, e questo messo in due parti. Questa qui dovrebbe essere l'area di lavoro, questo, e attenzione, abbiamo finito. Ok, senza perdere troppo tempo scannerizzo il QR code sulle istruzioni, ci guardiamo il video di come si assembla e vediamo quanto tempo ci vuole. Vai! Comunque, per facilitare la cosa, tutti i pezzi qua dietro hanno un'etichetta con scritto che cos'è, mentre sul video c'è scritto prendete quel pezzo, prendete queste viti, ed è tutto segnato in modo super semplice. Ben fatto! L'assemblaggio non richiede troppo tempo, diciamo che con una mezz'oretta, 40 minuti andando con calma si riesce ad assemblare correttamente. All'interno della confezione vi danno ovviamente il libretto con tutte le fasi di assemblaggio descritte abbastanza bene, non sono troppo descrittive. Comunque il QR code sul manuale vi porta direttamente al loro canale, dove c'è un video dove vi fa vedere come si assembla. Tutti i profili di alluminio estruso mi sono sembrati fin da subito fin troppo oversize, diciamo troppo grossi per il mandrino che alla fine vi danno in dotazione. Infatti secondo me questa macchina qui potrebbe essere un ottimo entry level, perché la struttura mi sembra ben fatta, con profili adeguatamente robusti, e soprattutto anche il sistema di scorrimento non è tramite cinghia ma tramite ricircolo di sfere, il che dà molta più stabilità alla macchina.
L'assemblaggio comunque è filato tutto abbastanza liscio, a parte questo piccolo imprevisto. Ho dovuto metterla su un cartone perché ho dovuto togliere i 4 piedini. Purtroppo arrivato a questo punto che devo installare i limit switch, servono 4 T-nut. Il punto è che me ne hanno dati 4. E ora io non so se c'è qualcosa di sbagliato che non sto capendo, però palesemente quei 4 che ci sono, che ho messo sotto, perché nel video diceva di far così, nelle istruzioni non dicono altro, magari mi sto sbagliando, magari no. Comunque preferisco non avere i piedi adesso ma finire di montarlo, quindi a parte questo piccolo disguido dei pezzi mancanti, continuo a montare la CNC e arriviamo alla parte dell'elettronica. Anche qua raga, veramente mega semplice, tutte etichette già pronte ed è esattamente come assemblare una stampante 3D, veramente mega facile questo passaggio. Ancora! C'è un'altra parte adesso in cui servono ancora dei T-nut e non ce li ho. Questa cosa sta diventando fastidiosa. Alla fine riesco a risolvere il problema dei T-nut semplicemente comprandoli. Sono arrivati il giorno dopo, beato Amazon, monto tutto e ho i T-nut anche di scorta per altre cose, quindi benissimo anche questo. Vi do qualche specifica della macchina. Abbiamo un'area di lavoro di 460x460 mm. Gli spostamenti degli assi sono composti così: per l'asse Y abbiamo 2 motori NEMA 17, mentre abbiamo un solo motore NEMA 17 per l'asse X. Per l'asse Z invece abbiamo un motore NEMA 23, quindi più grosso e più potente. Questo molto probabilmente perché il mandrino in dotazione onestamente è una ciofeca. Non riuscite a far niente se non per far pratica con questa CNC, per imparare a programmarne una senza fare troppi danni. Però è palese che la struttura e la potenza dei motori è dimensionata per un mandrino più grande. Per quanto riguarda la programmazione, si può utilizzare tranquillamente con Fusion 360, ok? Utilizzando come post processor GRBL classico. La scheda di controllo infatti è una scheda a 32 bit GRBL. Questo vuol dire che è una scheda che potenzialmente può essere controllata con qualsiasi software che gestisce dei file G-code. Per comandarla l'azienda ti dice di utilizzare Candle, che è un software onestamente che non mi piace per niente. Ho provato a utilizzarne altri con scarsi risultati perché sulla scheda c'è installato un firmware, penso di aver capito modificato dal produttore, e quindi non riesce bene a comandare con altri software. Ma al di là di tutto questo, passiamo a vedere qualche test che ho realizzato. Il primo test che ho fatto è quello che c'è come test file di prova che ti mettono all'interno della schedina, che è semplicemente l'incisione di una scritta iPhone. Da lì ho detto ok, bella tega, proviamo a fare qualcosa di diverso. Ho montato sopra una fresa da 6 mm piana e ho provato a fare una tasca, semplicemente così. Il risultato l'ha portato a casa. Nelle curve, come si può vedere anche qua, non è stata così precisa, mi sembra che vibri un po' troppo la fresa per i miei gusti. Magari ho sbagliato qualcosa io e c'è semplicemente da tarare qualcosina. Quello che volevo provare a fare adesso è tagliare con più operazioni questa scritta qua BRP, facendo un'operazione di 2D pocket per andare a tagliare all'interno delle lettere e andare a fare un contorno avendo messo delle tab per non far saltare via il pezzo in punti specifici che ho deciso io in generale. Farò tutto con una fresa, vediamo che limiti ha questa macchina, ma soprattutto questo mandrino. Per questo tipo di operazioni sono andato decisamente cauto, ho fatto un avanzamento molto lento e anche la discesa, come vedete, proprio entra pianino pianino nel pezzo. Non ho voluto troppo sovraccaricare sia il mandrino che la fresa di per sé. Come test ho voluto fare principalmente quello del taglio del multistrato, perché come una macchina del genere è il primo lavoro che ti viene in mente, tagliare il multistrato perlomeno, ok? Non indico spianare. Il lavoro me l'ha portato a casa in circa 20 minuti, ma comunque c'è qualcosa da riguardare. Bene, per quanto riguarda i test non ne ho fatti altri oltre questi che avete visto, per il semplice motivo che ho già in mente varie modifiche da fare, tra cui cambiare il mandrino, cambiare la scheda di controllo probabilmente, o modificare la scheda di controllo che c'è adesso per farla funzionare con altri software. Appunto, il mio intento principale qua era capire se la macchina appena uscita dalla scatola, così com'è in dotazione, quindi con quel mandrino malfamato che ti danno,
che cosa si può fare? Onestamente potete fare solo le incisioni, robetta piccola come ho già fatto, quindi prendete questo video come uno spunto su riflessione su una nuova macchina, e se volete buttarvi dentro il mondo delle CNC e con un piccolo investimento, perché qua non stiamo parlando di grosse cifre, portarvi a casa un giochino, sì, ma con un po' più di potenzialità a mio avviso, che nel momento in cui avrete le necessità di fare degli upgrade potete farli tranquillamente e non aver buttato, ok, soldi per una macchina giocattolo come poteva essere sicuramente la prima CNC, quella piccolissima che ho recensito, ok? Vi lascio il video qua se ve lo siete perso. Come molti di voi mi avevano lasciato i commenti sotto il video del tour della Proto Room, esattamente la macchina che manca per rendere quella stanza operativa è proprio una CNC. Sarà questa macchina? Assolutamente sì, ma con le dovute modifiche, per cui iscriviti se non vuoi perderti tutte le prossime modifiche che farò. Non dico che voglio stravolgere interamente la macchina e quindi dire sì, ok, ma la macchina più le modifiche quanto costa, ma semplicemente fare le giuste modifiche per comandarla, per programmarla, per farla lavorare in un modo decente perlomeno. Quindi parliamo sicuramente di cambio del mandrino, modifica o cambio della scheda di controllo e sicuramente l'enclosure. E ho in mente qua un progetto super bella tega, strano, stratofigo, ok? Ovviamente vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione se volete buttarci un occhio, se siete incuriositi da questa nuova tecnologia. Io come sempre vi saluto, vi ringrazio i Patreon per il supporto che continuano a darmi e noi ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.